Passione e prudenza sono gli elementi da coniugare saggiamente quando si affronta la montagna. Innevatissima, come in questo inverno 2013, a stimolare la voglia di affrontare discese in mezzo alla bianca coltre. Ma quello che è successo venerdì pomeriggio 25 gennaio a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, sul Monte Cristallo, da cui si è staccata una valanga del fronte di 250 metri, fa riflettere a proposito della estrema pericolosità di certe situazioni. 2 le vittime, Martin e Bernard Messner, di 54 e 41 anni, cugini, più il figlio del primo, 22enne, miracolosamente illeso, tutti di Anterselva, località della provincia di Bolzano, impegnati in sci fuoripista. Terribile l'impatto con la cascata di neve che ha trascinato a valle i malcapitati, deceduti probabilmente più per i traumi riportati nell'impatto della caduta che per soffocamento sotto la massa nevosa. Grado 3 su 5, elevato l'indice di pericolosità, segnalato dal soccorso alpino, di cui, ironia della sorte, le vittime facevano parte in Alto Adige. A dare l'allarme la guida di una comitiva di sci alpinisti norvegesi che transitava nelle vicinanze. Sciare sempre in tratti protetti da vegetazione, suggeriscono gli esperti, perché in campo aperto, come è successo a Cortina, la valanga non lascia scampo, salvo miracoli come quello accaduto al sopravvissuto. La notizia è giunta poco dopo quella relativa ad un altro analogo incidente avvenuto a Sella Nevea, in provincia di Udine, dove 2 sci alpinisti sloveni erano rimasti ugualmente travolti da una spaventosa massa di neve che ne ha ferito gravemente uno. E se non bastasse, si è rischiata una tragedia ben più grave sul versante sud, quello sloveno, del gruppo del monte Kanin, dove è precipitata nel vuoto, dopo essere stata scarrucolata, una cabina dell'ovovia che da Bovec porta gli sciatori, attraverso Sella Prevala, proprio a Sella Nevea. Fortunatamente la cabina era vuota e non ci sono state vittime, ma 2 sciatori che si trovavano a bordo di una seconda cabina hanno dovuto essere recuperati con l'intervento delle squadre dei pompieri volontari e della protezione civile slovena, che ha fatto intervenire anche un elicottero. Insomma, nel pieno della stagione sciistica, tra vittime, 4 in una settimana nel solo Veneto, feriti e sotto shock, il bilancio non è proprio di quelli che vorremmo ascoltare in luoghi di divertimento e contatto con la natura più affascinante.